Buon pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM. Ringraziamo subito, come sempre, tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questo festival e i numerosi partner che sostengono l'iniziativa diffondendola a livello nazionale. Il titolo di questa quarta edizione, come sapete, è Il cambiamento sei tu. Stiamo affrontando appunto il tema del cambiamento dal punto di vista educativo con molti relatori e ospiti. Trasmettiamo come sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Ci trovate sulla pagina Facebook di Educhiamoci, sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo ancora una volta il pubblico che ci sta seguendo da casa, molto numeroso e molto attivo nel commentare le nostre dirette e porre domande ai nostri ospiti. Vi invitiamo a continuare a rilanciare le nostre dirette sui vostri canali e sulle vostre pagine, ringraziandovi per questo supporto. Abbiamo anche il pubblico in sala che ringraziamo per la presenza e ringraziamo anche Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, che ci ha raggiunti in studio e che poi ci aiuterà a fare una prima riflessione al termine della relazione del nostro ospite di oggi. Prima di presentarvi il quale, però, passo la parola a Enrico Padoan, assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Vittorio Veneto, per un gradito saluto istituzionale. Benvenuto Enrico Padoan. Grazie mille al dottor Marco Napoletano di IEM che organizza il ciclo Educhiamoci, giornata per l'educazione, quarta edizione. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti a tutti gli enti patrocinatori, tra cui Regione Veneto, ULS, Fondazione Università LUMSA e a tutti gli sponsor, in particolare l'associazione Noi per Noi e Banca Prealpi per il prezioso contributo all'iniziativa. Grazie alla macchina organizzativa di IEM, ai nostri uffici scolastici dell'amministrazione, di cui porgo evidentemente i saluti, e grazie al pubblico presente in sala e a chi ci segue da casa attraverso i vari device. È un onore per noi avere qui il professor Ezio Aceti e ringrazio sentitamente anche il direttore Don Andrea Forest per la sua disponibilità a partecipare a questa serata, questo tardo pomeriggio. Il titolo La bellezza dell'educare, titolo che sarà compito arduo del professor Aceti, quello di riempire di contenuti, ma un titolo sicuramente che ci lascia speranzosi e sicuramente presumo ci sia tanto da dire, non so se sarà capace di condensare in un tema tanto importante
nel tempo a disposizione. Comunque ringrazio davvero per la sua presenza, è estremamente davvero un onore per noi averla qui. Mi taccio, lascio parlare il protagonista e grazie ancora a tutti voi per la presenza, buona visione. Grazie. Grazie Assessore. E allora introduciamo il nostro ospite. Abbiamo sentito che il titolo dell'incontro è La bellezza dell'educare. Ezio Aceti ci ha raggiunti qui da Lecco, lo ringraziamo per essere presenti. Ezio Aceti è laureato in psicologia, consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, esperto in psicologia evolutiva e scolastica. È stato direttore di un centro di formazione professionale, coordinatore scientifico in centri per disabili gravi. Ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze Religiose, da diversi anni si occupa di formazione come conferenziere per insegnanti, enti e associazioni e anche per la Conferenza Episcopale Italiana. Ha fondato l'associazione Parvus con altri psicologi che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità. È inoltre autore di numerose pubblicazioni e da quest'anno amico di Educhiamoci. Grazie per essere qui. Prima di lasciarle la parola, ricordo alle persone che ci seguono da casa che possono commentare le dirette attraverso i nostri canali social, oppure potete scrivere dei messaggi al numero WhatsApp che vedete comparire in sovraimpressione, anche ponendo le domande che poi noi gireremo ad Ezio Aceti. Lascio quindi la parola al nostro relatore, buon incontro a tutti. Bene, buonasera a tutti, mi rivolgo a voi e anche a quelli collegati, però io più a voi. Spero che state bene. Prima di cominciare 2 premesse. La prima, facciamo andare bene questo incontro. Facciamolo andare bene, voi rinunciate un pomeriggio, anche voi che siete qui. E come si fa? Come si fa a far andare bene un incontro? Semplice, semplicissimo. Adesso sono 5:45, se alle 6:30, 7, se quando avremo finito saremo un pochino più contenti tutti. Sarà andata bene. Se no, non sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io so nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre. Il sistema è questo, speriamo di poter avere fra noi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto, ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato durante la settimana la vita è dura e faticosa, poi ti capitano dei momenti belli? Era lì, è l'humus, è l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio o a qualcuno e si è arrabbiato? Il giorno dopo gli hai detto la stessa cosa ed è passata, perché c'era la comunicazione empatica. Come facciamo ad averla? Poi cominciamo. Per averla è semplice. C'è un sistema solo, che dobbiamo essere qui. Ma voi dite, noi siamo qua già da un bel po', sì, ma ci sono vari modi per stare qua. Per avere la comunicazione empatica ce l'ha insegnato una grande donna, forse la più grande donna educatrice che abbiamo avuto in Italia. Era un genio, la Chiesa non l'aveva capita. Ci è voluto Paolo VI, grande papa, per reintegrarla. Si chiamava Maria Montessori. La Montessori diceva, tu vuoi avere la comunicazione empatica? È come se in questo momento noi avessimo un nostro bambino appena nato qui. Se noi avessimo un nostro bambino appena nato lì, tutti noi faremo 2 cose, che sono quelle che io chiedo a voi. Primo, saremmo attenti. C'era Simone Weil, questa filosofa francese, che diceva la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione. Secondo, avremmo uno spazio di ascolto pieno e profondo. Dichiariamoci questo ascolto e attenzione reciproci. Vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io vi dico, ma quello che costruiamo insieme. Userò delle slide, metti su pure la... Perfetto. Delle slide che seguono me. Ci diamo i tempi, che fra 45 minuti tu dimmi di smettere. Allora, cominciamo, ok? La prima roba che facciamo, andremo a vedere perché i nostri bambini e i nostri ragazzi dovrebbero scappare di casa. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Di fronte a Dio lo dico. Andremo a vedere com'è il mondo oggi. E se qualcuno brontola dell'oggi, visto che c'è un sacerdote qua, quello è contro Dio, ma lo dimostrerò. Nella seconda parte andremo a vedere chi siamo noi, insegnanti, genitori, sacerdoti, educatori. E poi termineremo sulla bellezza dell'educare. Questi sono i 3 argomenti, cercherò di essere sintetico perché il tempo è tiranno. Allora, cominciamo dalla prima parte.
Andiamo a vedere com'è la baracca oggi, com'è il mondo oggi. Per fare questo faccio il paragone su com'era una volta il mondo. Le norme e le regole muovevano il mondo. Se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per strada, interveniva qualsiasi adulto, noi lo ringraziavamo. Provate a intervenire oggi, rischiate la denuncia. Una volta c'era la coerenza educativa, il prete ti diceva una roba, la scuola la stessa roba, la famiglia la stessa roba. Scusate, è facile diventare grandi se ti dicono tutti la stessa roba. E oggi i nostri bambini sono soli. Ricordatevelo, soli. Ma è la terza roba che ci fa capire com'era la baracca una volta. Voi siete in una terra splendida. Prova ad andare in montagna con pochi stimoli. Che cosa fai? Ascolti, contempli, vai in profondità. Noi siamo capaci di ascoltare non perché siamo più bravi dei nostri figli, balle, perché era un'altra epoca. Oggi è da pazzi che un insegnante in prima elementare pretende che un bambino di 6 anni sta seduto 20 minuti sulla sedia. Non ce la fa, non ce la fa. E com'era una volta l'educazione? Come siamo venuti su noi? Con 2 robe. Stima dei nostri vecchi, stima dei grandi, stima dei prof. C'era l'autorevolezza, ma c'era anche l'autoritarismo, parla in Sachar. Quante volte volevamo rispondere e non l'abbiamo fatto? Quante emozioni trattenute? La baracca era così, con i pro e con i contro. Ma a noi interessa il mondo oggi. E se c'è un credente qua, deve pensare questo, che Dio ha amato in modo infinito la nostra epoca come ama in modo infinito questa epoca. Per capire oggi prendo a prestito la frase di un grande filosofo italiano che ci porta nell'oggi, Umberto Galimberti, di queste parti. Lui dice, in questi ultimi 40 anni con i media, con internet, con i social, con tutte queste robe qua, sono avvenuti molti più cambiamenti che non nei 1980 che ci sono stati prima. Non è avvenuto un cambiamento qualsiasi, è avvenuta una rivoluzione. Solo che noi insegnanti, noi genitori, la Chiesa che io amo, siamo ancora pre-tecnologici, non siamo ancora capaci di governarla. Ecco, è successo questo, è come se noi eravamo in casa al caldo, fuori c'è un vento gelido, apri la finestra, ti arriva addosso una folata di vento. Noi siamo in questo momento qua, all'inizio fai fatica, siamo qui. Cos'è che muove il mondo oggi? Non è la norma e la regola, sono le emozioni, le emozioni. Faccio una roba se la sento, se non la sento non la faccio. E le emozioni non sono né belle né brutte, non ci sono emozioni negative. Sono energia, che se io la prendo in mano realizzano me, se no no. Secondo, oggi non c'è più la coerenza educativa. Il prete ti dice una roba se te la dice ancora. La famiglia è un'altra, Facebook un'altra, internet un'altra. Che cos'è giusto? Vedete carissimi che siete qui e tutti quelli collegati, se noi abbiamo idee diverse, siamo grandi, rogniamo fra di noi, litighiamo fra di noi, ma io non posso a un bambino di 10 anni dirgli queste sono 10 idee, scegli tu. Sono soli, ricordatevi, soli. Ma è la terza roba che ci fa capire com'è la baracca oggi. Quando andate a casa stasera fate un esperimento semplicissimo. Beccatevi 2 fotografie. Una, se ce l'avete ancora, della cameretta di quando voi eravate piccoli, mettila lì. Poi andate a vedere la fotografia della cameretta di un bambino oggi. Oggi. Voi capirete tutto, tutto, tutto. La cameretta di un bambino oggi è piena di robe, piena di robe. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che la zucca di un bambino oggi dagli 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Per cui questi bambini, quando cresceranno, saranno capaci di collegare un sacco di robe. Naturalmente avranno dei problemi. Ma visto che ho chiesto che ci fossero anche dei sacerdoti qua stasera, perché è capitato questo? Per quale motivo? Non ve lo siete chiesti perché? Usiamo la zucca. Il futuro saremo tutti insieme. Saremo tutti mescolati. Tutti gli studi ci dicono che dal 2060 in avanti saremo tutti insieme, mescolati. Il sogno, quando uno muore, ti dice le robe che sono più importanti o no? Gesù è in croce, muore, è la roba che lui chiede al Padre, che tutti siamo un'unica famiglia. Per essere un'unica famiglia non basta la pacca sulle spalle. Devo avere una capacità di costruire relazioni con tutti. Bene. Secondo me è già nato il bambino mondo.
Lui che è capace di costruire un mare di relazioni. Naturalmente siamo all'inizio del fenomeno. Come ogni cosa all'inizio, ha tutte le carenze dell'inizio, ma tutte le potenzialità del futuro. Tant'è che siamo andati un po' in crisi. Facciamo fatica a governare la baracca. Soffermiamoci qualche minuto su questa crisi, per poi arrivare alla seconda parte. Tutto quello che ho detto era già stato previsto. I filosofi sono delle brutte bestie, ti dicono prima quello che capiterà dopo. Maria Zambrano, grande filosofo spagnolo, che diceva questa è una delle epoche più faticose dell'umanità. Bauman, questo sociologo, vi ricordate, è morto un po' di tempo fa, che dice che siamo nella società liquida. È come se tu sei su un pavimento bagnato che rischi di scivolare. E l'oggi sapete. Ricoeur, grande filosofo francese, che diceva arriverà il tempo in cui lo stesso tempo dedicato al grande fratello è uguale a quello del problema della fame. Non è mica questo il tempo. Benedetto XVI gliel'ha detto alla Chiesa, ma i preti sono un po' gnocchi. Non guardo in faccia a nessuno. Aveva proclamato dal 2010 al 2020 i 10 anni dell'educazione. Sono un credente. Abbiamo fatto poco. Che cos'è che è andato in crisi? Quello che prima era solido, i legami fra marito, moglie, genitori, figli, professori, studenti, cioè fra i grandi. Quello che prima sembrava tutta una roba così, si è sciolto. Manifestazioni di questa crisi sono i continui brontolamenti e le continue lamentele. Tant'è, e chiudo questa parte, che la prima malattia d'Europa è la depressione. Perché? Perché è troppo. Va in depressione quando è troppo. Di fronte a questa crisi ci sono 2 grandi errori educativi. Andiamoli a vedere. Il primo sono quelli che dicono l'era meglio una volta, bisogna punire, castigare. Ma come si fa ad avere una mente così perversa? Le punizioni non servono a niente. Perfino l'insegnante che dà la nota sa già dentro sé che non serve a niente. Potete punire, nessuno ve lo impedisce. Semplicemente i nostri bambini e ragazzi non capiscono. Il secondo errore di fronte a questo cambiamento sono i modernisti di turno, dove quello che conta per questi è essere belli fighettini, tosti, adolescenti, emblema è il sessantenne pieno di ferramenta fino qua, con le braghe rotte, con la cica americana in bocca. Questo è il modernismo. Il modernismo non vuole più né i vecchietti né i bambini. Avete mai visto, so che mi registrate e me frega niente, avete mai visto questa trasmissione che se io non fossi credente questa donna la brucerei a fuoco lento, ma sono credente e non posso. Avete mai visto Uomini e donne della De Filippi, dove la vecchietta di 70 anni arriva e fa la fighettina tosta? C'è un libro bellissimo della Feltrinelli, si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice sto libro? Che i nostri giovani hanno mica voglia di diventare grandi, e hanno ragione. Ma chi me lo fa fare a me di 15 anni di diventare grande se tu a 70 vuoi essere me? Ne abbiamo 3 diti. E se c'è qualcuno qui che ha qualche figlio, ascoltate me, prima quando andate a casa dovete dire una roba ai vostri figli. Non per me, io non valgo niente, per loro. Che la nostra vita è come una parabola. I primi 40-50 anni età di progetti, dei propositi ideali, dai 60 in giù la parabola è discendente, ma non perché è più brutta. Ci sono altre bellezze. Se un sessantenne, un settantenne, un ottantenne non dice a un ragazzo di 15 anni che è bello avere 60, 70, 80, è bello. La vecchietta di turno che quando esce di chiesa brontola, quella andrebbe bruciata. Ma che cristianesimo è questo? Che umanesimo è? Il secondo errore riguarda i bambini. Anche qui cito una trasmissione televisiva, tanto figurati te. Non solo non vogliamo che i vecchietti siano vecchietti, devono essere giovani, ma anche i bambini non li vogliamo più, devono essere adolescenti anche loro. Avete mai visto la trasmissione Ti canto una canzone, dove c'era un bambino? L'idea era bella, perché far cantare un bambino con una bella voce è una bella roba. E c'aveva un bambino di 7 anni che si metteva a cantare la canzone, solo che questi qua che non capivano, gli fanno cantare la canzone di Ramazzotti, che lui manco capiva a 7 anni. Alla fine della canzone si avvicina la Creci, altra donna che trattieni Tiezio, si avvicina e gli dice: mi racconti chi è la tua fidanzata? Sapete che cos'è questa? Questa è violenza. Guai a voi se fate vivere i bambini delle case che non sono le loro case, quando diventeranno grandi faranno fatica a vivere la loro casa. Questi sono i 2 errori di questi cambiamenti. O non vogliamo più tutti adolescenti,
oppure ci ancoriamo al passato. Bene, facciamo un passo avanti. Mo' andiamo a vedere come educare. La prima roba che dobbiamo fare, andiamo a vedere chi siamo noi, insegnanti, genitori, tutta questa gente che c'è qua dietro il monitor lì. Chi siamo noi? Io dico che noi siamo come un pellicano. Guardate cosa fa il pellicano in natura. Vola in alto, vede i pesci, li prende, li mastica e li dà ai pulcini, ai piccoli, come loro sono capaci di prenderli. Non c'è un pellicano che dà il pesce intero, se no muoiono. Così noi dobbiamo prendere le cose vere, alte, le cose in cui crediamo, viverle e darle ai bambini e ai ragazzi come loro sono capaci di prenderlo. Il problema oggi è tutto qua. Il problema della famiglia, della scuola e della Chiesa è qua, perché noi non sappiamo niente dei bambini e dei ragazzi. La più grande stupidata che abbia mai sentito nella mia vita è la mamma che dice che vuole bene un bambino, ma tutte le mamme dicono che vogliono bene i bambini e tutti quelli che sono venuti su storti. Se io vi chiedessi, voi che siete qua, che avete l'uomo, perché hai scelto il tuo marito o la tua donna? Non è che mi direste l'ho scelto perché è un uomo come tutti gli altri, no, l'ho scelto perché è fatto così, così, così. Cosa significa questo? Che l'amore non è generico, ma è personale. Occorrerebbe più tempo, ma devo stare nella relazione. Allora andiamo a dare un piccolo sguardo, piccolo, su come sono i bambini e i ragazzi oggi con questo cambiamento qua. La prima roba, le robe belle che c'hanno loro. Primo, sono globali. Il globale è importante nel futuro, se riescono ad avere nella testa a mettere insieme tanti, perché così si può costruire la relazione con tutti. Secondo, sono virtuali. L'intelligenza virtuale sarà importante nel futuro. Se io posso sapere cosa succede in Messico in questo momento qua, è grazie all'intelligenza virtuale. La terza roba bella che loro hanno, sapete cos'è? Sono schietti. Preferisco avere un bambino che mi dice quello che pensa, che non noi alla loro età che avevamo paura a parlare. Naturalmente ci sono dei punti di fragilità e qui mi soffermo. Il punto di fragilità principale che hanno tutti i nostri bambini e ragazzi è questo. C'è una discrepanza fra il cognitivo e l'emotivo. Tutti i nostri figli, tutti, sono immaturi per il mondo d'oggi. Tutti. Perché è stato troppo. Noi se fossimo nati al loro a posto saremmo peggio. È questo. E soprattutto ne fanno le spese i maschi. La Chiesa mi ascolti. Questo mondo è contro i maschi. Adesso lo dimostro, perché quando si dice una roba bisogna dimostrarlo. Prima roba, andate a casa stasera, sedetevi sul divano, fate questo esperimento, scrivi M da una parte e F dall'altra, maschio e femmina. Guardatevi i telegiornali che volete voi. Ogni volta che voi sentite una tragedia fate una croce su chi la fa. 91% dei macelli li facciamo noi maschi, perché? Secondo dato, pensate alla cosa più aberrante che esista, la violenza e lo stupro. La violenza e lo stupro vanno condannato con tutte le forze che abbiamo, perché sono cose mostruose. Ma chi lo fa? Non è un mostro. Quante volte abbiamo sentito alla televisione l'Erambraumet e ha fatto questo? Chi lo fa è un immaturo. Terzo dato, se c'è qualche insegnante qua mi ascolti, se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondo grado, medie e superiori d'Italia e chiedessi loro scrivimi su questo foglio di carta bianco qua quali sono le cose che fai più fatica a scuola, ma anche le catechiste, cosa che fai fatica? Non scriverebbero che i bambini e le bambine non c'ha la zucca, ma non stanno seduti sulla sedia, ipercinetici, problemi di concentrazione, problemi di attenzione. E se poi chiedessi loro di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vi fanno disperare, quanti i maschi e quante sono le femmine? Dati nazionali, 68% maschi e 32% femmine. Perché? Quarto dato, il 100% dei vostri figli maschi di 14 anni hanno 14 anni di zucca, ma emotivamente hanno 10-11 anni, non di più. Perché? Se avessimo un po' di luce, guardate che fine fa un maschio oggi in Italia. Nasce da donna,
va alla scuola dell'infanzia e tutte donne. Scuola elementare il 97% sono donne. Scuola media siamo all'80%. Se io prendessi il primo agricoltore di Vittorio Veneto e chiedessi quando la pianta è piccola che cosa fai? Lui mi dice la curo di più, quando è grande si arrangia. Un bambino maschio vede 8 volte in meno modelli maschili rispetto alla femmina, rimane immaturo. Sono fautore con altri psicologi di una proposta di legge. Io voglio le quote azzurre a livello educativo. Ma non è solo il maschio, è il modo di educare che è tutta un'altra roba. Altro che siamo uguali. Spiego. Se voi sapeste qualcosa della psicologia evolutiva, ma non lo sapete, voi sapete che un bambino fino ai 6 anni ha una visione del mondo completamente diversa da noi, ha una logica egocentrica. Allora bisogna che qualcuno gli spieghi tutto. Ecco perché la madre è tutto per un bambino. La cosa più tremenda che possa capitare a un bambino è l'abbandono materno. Ma dopo i 6-7 anni, sono uno dei pochi in Italia che lo dice, la mamma deve sparire o amare il figlio come altro da sé. Guardate, dopo i 6-7 anni un bambino bambina è potenzialmente grande. La logica è come la nostra. Il problema in Italia è tutto qui, che a 6-7 anni un bambino è potenzialmente grande, ma è trattato come un bebè. Se io lo tratto come un bebè, diventerà bebè. Se lo tratto da grande, diventerà grande. Ricordatevi, gli immaturi fanno le guerre che le fanno i maschi. Gli immaturi sono violenti che sono i maschi. Il nodo è tutto qui. Cerchiamo di capire. Abbiamo fatto un esperimento. 100 piante, 1000 maschi. Che cosa vedete? Il bosco, il bosco, il bosco, il bosco. Stessa roba, 100 piante, 1000 femmine. Che cosa vedete? Il bosco, i rami, le foglie, la quercia. La donna è molto più analitica, guarda più particolari. Tant'è vero quello che dico, che se avete litigato con i vostri uomini, i vostri morosi uomini, quelli che volete voi, i litigi sono di questo genere. La moglie che dice al marito, tu sei rozzo, superficiale, buzzurrone, insensibile, non mi capisci. Il marito che dice alla moglie, no, ormai il marito non dice più niente alla moglie. Questo si ripercuote sull'educare. Ricordatevi questo. La più grande stupidata è la mamma che dice che vuole bene un bambino. Non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita. Sono uno psicologo infantile. Ho trovato bambini che hanno logiche diverse. Noi psicologi infantili abbiamo 3 grandi sogni. Il primo, che in tutti i comuni d'Italia, tutti, e c'è qua un assessore, venga reso obbligatorio che quando una mamma o un papà hanno un bambino piccolo facciano 2 o 3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Quanti errori in meno. Il secondo, la scuola. La Tavistock di Londra ha dimostrato che un bambino si impegna a scuola per 2 motivi, perché ha un buon rapporto con gli insegnanti e un buon rapporto con i genitori. Ma gli insegnanti non sanno niente dei bambini, zero. Secondo, che in tutte le università italiane, quando uno vuol diventare un insegnante, che è una professione bellissima e nobilissima, oltre a fare la propria materia, faccia 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. E il terzo riguarda la Chiesa, che io amo, perché il prete non è il capo della parrocchia, balle, o il prete in una parrocchia deve essere zero, uno zero d'amore. E soprattutto, come fa a parlare a un bambino di 5 anni di avere un rapporto con Gesù se non sa niente dei bambini? Il terzo riguarda la Chiesa, che in tutti i seminari, in tutti i luoghi, uno che vuole diventare un sacerdote, che è una vocazione altissima, oltre a fare teologia, che va fatto, faccia 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. Allora realizzeremo il sogno di San Giovanni Paolo II, che prima di morire glielo dice alla Chiesa: la via della Chiesa sarà l'uomo. Ma se non sappiamo niente dell'uomo, non c'ho tempo in questa relazione qua. Vi faccio vedere un esempio solo. Avevo 18 anni, facevo l'università a Padova, andavo con le braghe corte. C'era una frase di Freud che allora io non capivo, dicevo Freud ha sbagliato. Adesso ne ho 68, dico Freud aveva perfettamente ragione quando dice solo un maschio, un padre che strappa i figli alla madre li salva. Spiego. Ho detto che fino ai 6-7 anni è tutto, perché la capacità analitica della madre di spiegare a un bambino le cose è stupenda. Ma dai 6-7 anni un bambino deve essere trattato da grande per diventare grande. Sapete che cosa succederà a febbraio a Vittorio Veneto? Uno scempio, che quando le maestre chiameranno i genitori, maestri dalle scuole, chiameranno i genitori probabilmente alle 4 del pomeriggio per dire alla mamma, sai, il suo bambino non ha fatto questo, quell'altro. La mamma arriva a casa, la maestra mi ha detto questo, questa tetta che vaga. Questo è contro i bambini.
Assessore, fai una delibera e scrivi che l'incontro con le mamme va fatto alle 8:30 di sera, con le mamme e il papà presenti, ma non ho finito. E col bambino presente. È un'altra cosa. È sua la classe, è sua la scuola. Beh, io adesso vi smonto tutta la scuola. Ammettiamo che lui mi dice, accetti devo fare un lavoro fra 20 giorni, te lo porto. E lui me lo porta, è grande o no? 11 istituti comprensivi di Trento, stiamo sperimentando. I bambini in terza elementare vanno in fondo alla classe, stabiliscono loro chi si farà interrogare. È un'altra roba. Posso farvi 1000 esempi. Abbiamo ancora i bidelli qua noi in Italia, vero? Roba da pazzi! Datemi i soldi e il materiale di consumo, io a costo zero vi pulisco tutte le scuole d'Italia, cari bambini, la nostra prima ce la puliamo noi. È tutto un'altra cosa. Entrate a vedere come funziona un bambino e voi cambierete da così a così. Bene, avrei ancora tante cose, ma andiamo avanti. A questo punto facciamo un passo avanti. Intuiamo come sarà il futuro. Ci vuol mica aceti per dircelo. Il futuro sarà rapido, quindi avremo bisogno dell'educazione all'ascolto in tutte le scuole dell'infanzia. La scuola dell'infanzia è la più importante d'Italia. Noi siamo stolti. Più il bambino è piccolo, meno sappiamo. Dovremmo dare i 2/3 dei finanziamenti lì, perché se la pianta l'ha messo giù bene, cresce bene, sapete. Ma anche perché un bambino fino ai 6 anni beve tutto da noi. L'unico che l'aveva capito era Gesù. I preti fan fatica. Prende un bambino, lo mette in mezzo e dice di diventare come lui. Mica era romantico, sapete. Una delle poche volte in cui Gesù era arrabbiato nel Vangelo, 2 o 3 volte, quel giorno lì era fuori come una mina, quando dice è meglio che un macigno ti sia messo addosso, piuttosto che scandalizzare un bambino. Noi abbiamo ancora capito che è solo lì. La pace non la faremo noi, sapete. La faranno i nostri pronipoti, se li abitueremo nell'infanzia a considerare l'altro come coessenziale. Ma devo andare un po' più veloce. Seconda roba del futuro sarà emotivo. L'educazione alle emozioni in tutte le scuole dell'infanzia. Ma voi pensate che quello che stupra è così mostruoso? L'azione è mostruosa. Ma lo stupro è l'incapacità di gestire le emozioni. Noi quando eravamo giovani non ce n'erano così tante. Oggi è da delinquenti non mettere obbligatorio l'educazione alle emozioni a partire dall'infanzia, perché il futuro sarà tutto emotivo. Il terzo, il futuro sarà complesso. L'educazione alla relazione dall'infanzia. A questo punto facciamo un passo avanti. Andiamo nell'ultimo pezzo. Cominciamo a vedere cosa vuol dire educare. La prima roba che dobbiamo fare, se io devo educare qualcuno, devo sapere chi è quello lì o no? Ma voi gliel'avete detto ai vostri figli chi sono? Una volta ce lo dicevano i preti, ci dicevano che eravamo immagine di Dio, ci dicevano così o no? Solo che se tu glielo vai a dire a un 15enne non capisce niente. Vai a dire che è immagine di Dio, ma cosa vuol dire? Ecco, questo è il compito della Chiesa, della scuola, tradurre in termini pedagogici, in un linguaggio che lui capisca, le cose alte. Non possiamo dirglielo con la nostra zucca teologica, non capisce. E come si fa? Semplice. In questi anni ho visto più di 100.000 studenti. Diteglielo così che capiscono. E alla fine mi dicono sempre, ma accetti, perché voi grandi non ce le dite più ste robe? Perché l'essere immagini di Dio è la cosa più bella che abbiamo. Noi non siamo come gli animali che per l'amor del cielo vanno rispettati. Noi siamo umani. Dovete dirgli che quando un bambino nasce i cromosomi del papà e della mamma e fino qua ci siamo. Ma dovete dirgli che hanno altri 5 cromosomi, tutti sono i cromosomi dell'umano o dell'immagine di Dio. E la grossa fregatura è che non glielo dice più nessuno. Ecco perché la ragazzina ha ragione in TikTok a tirarsela. Certo, è sbagliato, ma lei non sa chi è. Primo cromosoma dell'umano. Noi siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro. Vi ricordate Levinas, questo filosofo ebreo? Non c'è più un io, è l'altro che mi fa esistere. Secondo cromosoma dell'umano. Dovete dirgli che noi siamo come quel computer lì. Perché va quel computer lì? Perché probabilmente l'ingegnere informatico che l'ha fatto gli ha messo un programma, un software. Così anche noi proveniamo da qualcuno che ci ha messo un programma dentro. Noi siamo programmati per l'amore. Prendi qualsiasi bambino scassato, incomincia a volergli bene e poi funziona. Ma sapete perché funziona? Mica perché sei bravo te, perché c'è quel programma lì. Vi ricordate San Giovanni della Croce dove non c'è amore? Metti amore, troverai amore. Il terzo, quando un computer si collega col mondo, cosa c'hanno tutti i computer sulla faccia della terra? C'hanno l'antivirus, se no si impallano.
Il quarto dice, anche noi abbiamo l'antivirus, il Padre Eterno ci ha creato con l'antivirus. È sempre possibile ricominciare. Vale di più un ragazzo che canna 100 volte ma si rialza, che un altro perfetto spaccato che sbaglia una moto e non ricomincia. Certo non deve avere la mamma che gli dice sei sempre il solito. Io le brucio queste mamme quando usano queste frasi. Il terzo, quello era il quarto, il terzo. Volete capire se il responsabile della Caritas funziona, che c'è qua, è facile. Se il vostro vescovo funziona, è facile. Se l'assessore o il sindaco funziona, è facilissimo. Se su 30 giorni il vescovo, il sindaco, tu chi volete voi, almeno 20 giorni sorride, quello funziona. Perché il terzo dice che il vero genera gioia e il falso tristezza. Certo. E l'ultimo, dovete dire a tutti i ragazzi, tutti, credenti e non credenti, che hanno 3 orecchie. Tutti noi abbiamo 3 orecchie, queste 2, e il terzo è l'orecchio interiore, quello che è capace di ascoltare le cose vere, profonde, tutto. Bene, adesso che gli abbiamo detto chi sono, e bisognerebbe dirlo a tutti perché non lo sanno, facciamo un passo avanti. A questo punto entriamo, siamo pronti per entrare nel 2024. Ricordatevi, per me, la scuola è ferma agli anni 70, la chiesa lì e la famiglia lì. In buona fede, senza colpe, qui non ci sono colpe. Io sono convinto che tutti noi siamo bravi, però c'è. Adesso entriamo nel 2024. Come si fa? Spiego. C'ho ancora un quarto d'ora, ce la facciamo ancora? Sì. Spiego. Mi ricordo quando andavo a scuola io, molti anni fa, che avevo qualche compagno che non andava tanto bene a scuola. Finita la scuola, questi compagni qua aprivano delle aziende. Ma come, se era così asino, come fa a aprire delle aziende? Probabilmente anche qui è capitato. Perché? Semplice. Se voi guardate la mia mano da lì, vedete alcune rughe. Se io questa stessa mano la metto sotto la luce, ne vedete di più. Ricordatevi, siamo andati su Marte a livello tecnologico, ma a livello pedagogico siamo barbari. Magari quello lì che andava male era un lieve dislessico, un lieve disculico, adesso lo sappiamo fare. Cioè abbiamo cambiato parere, così sull'educazione. Se c'è ancora qualcuno che dice che una volta era meglio, io vado via subito. I miei genitori, i vostri genitori vi hanno voluto bene, ma con la luce di allora. Voi dovete avere il coraggio di disfarvi dell'educazione di una volta. Gesù usa un termine, che bisogna seppellire i morti, spiego. L'esodo non è mica avvenuto solo con Mosè, avviene anche qua. Noi, i nostri ragazzi, li possiamo amare con la luce di oggi. Bisogna togliere l'educazione di una volta, non perché hanno sbagliato, andava bene allora. Altro quel crepedito, trattieniti Ezio. Andava bene allora. Come si fa? Sapete chi ce l'ha insegnato questo? Un filosofo rompiballe, geniale, Socrate. Questo qua, vi ricordate Socrate? La sua donna non ne poteva più di lui perché era ingegno. Lui girava la piazza, sto qua, quando passava una persona gli faceva una domanda, questa dava una risposta. E la stessa domanda la faceva un sacco di gente. E la gente dava un sacco di risposte diverse. Allora Socrate, per me dopo Cristo c'è Socrate, ha avuto un coraggio. E dice, lui sapeva che nel dire questa frase poteva essere condannato a morte, è mica scemo. Dice, allora la verità assoluta non c'è. Gli dei sbagliano. Tutto il dubbio metodico. La scienza nasce da lì, perché se non hai verità assoluta continui a ricercare. Bene, Socrate viene condannato a morte. Poteva salvarsi perché i suoi seguaci hanno detto, senti, se abbiamo la barchetta scappiamo. Guardate la risposta di Socrate. Ma se io fuggo, i giovani greci ateniesi cosa pensano della verità? E Socrate muore per le sue idee. Cosa ha fatto Socrate? Quello che dovete fare voi adesso. Altrimenti io interrompo subito qua e vado a casa. Mi frega niente. Ha tolto il veleno puro dell'educazione, i pregiudizi. Ne abbiamo in testa 3, tutti. Bisogna toglierli. Senza togliere questo noi non entriamo nel 2024. Siamo lì ancora con i vecchi mentalità vecchia Habacuc. Che cos'è un pregiudizio? Voi siete in questa sala. Vedete che le sedie sono blu? C'è qualche colore in giro? Bene, provate a ritornare qua, questa notte, a mezzanotte, con tutte le luci spente. C'è tutto, ma voi vedreste tutto nero, questo è un pregiudizio. 3 ne abbiamo in testa, il primo è sul carattere, non c'è il carattere bello e il carattere brutto, che nessuna mamma, papà, vescovo, cardinale, papa si permetta di dire a qualcuno tu hai un brutto carattere, e se glielo dite a un bambino fino ai 6 anni è come se gli deste una pugnalata, quello è un peccato mortale. C'è il nostro carattere, quello degli altri,
che fino a quando non siamo padroni delle sue difficoltà, lo stesso carattere se ne diventa un padrone eccezionale. Lo diceva già Pascal questo. Mi ricordo una volta, vado in televisione su Rai 3, una bambina di 10 anni mi fa questa domanda: dottor Acetti, sono timida, cosa posso fare? Sapete cosa ha risposto a questa bambina? Il tuo carattere è bellissimo, tu potrai diventare una donna attenta, premurosa, che si prende la cura dell'altro. Ma come fa sta bambina timida a diventare una donna così? Qui c'è tutta l'educazione. Se voi andate in un posto e ci sono 10.000 persone, queste sono su, dopo 3 giorni vi tirate su tutti, ma se sono giù sclerate tutti. Quindi basta carattere bello o brutto. Il secondo è sulla relazione. Altro che sono tuo padre, devi fare quello che dico io, balle. Nella relazione fra marito e moglie, genitori, figli, professori, studenti, anche con i parroci non vi capiterà mai una volta in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Mai, mai, mai. Voi potete farmi tutte le domande che volete. Io vi farò vedere che tutti e due abbiamo ragione o torto. È questo il paradigma del futuro. Noi siamo cresciuti con un paradigma binario, giusto, sbagliato, bello, brutto, buono, cattivo. No, il futuro è 3, il paradigma è ternario, è 3. Concluderemo col 3. Il terzo pregiudizio è sull'amore. Ma sull'amore ci han fregato alla grande. Ancora adesso qualche volta vado a fare i corsi ai fidanzati, sento delle stupidate. Ci hanno raccontato stupidate sull'amore, sapete. La prima stupidata, che ancora si sente la De Filippi, bruciarla sarebbe una roba che c'è l'uomo e la donna dalla propria vita, balle. La seconda stupidata sull'amore è che siamo fatti l'uno per l'altra, balle. E la terza è che l'amore c'è o non c'è. Ma voi potreste dirmi, fai dire sta roba, semplice. Pensate a voi. Quando avete messo su baracca col tuo uomo, ciccino mio, orsacchiottino mio, luce dei miei occhi. Dopo il matrimonio, il 100% delle persone che sono qui, preti a parte, dopo un po' avete detto: ma chi me l'ha fatto fare? Ma che cosa ho combinato? Il 42% di voi si è sentita attratta verso altri, eccetera. Ma allora cos'è l'amore? L'amore è quello che alcuni di voi avete vissuto. Se io non provo più niente verso di te, questo non significa che non posso amarti. Posso ancora amarti con l'intelligenza e la volontà. È sufficiente fare questo per 6 mesi, non un giorno in più. Sapete che cosa vi è capitato dopo? La cosa più grande e più bella che possa capitare a una coppia. L'affettività ritorna, viene l'interiorizzazione dall'altro e dall'altra. Quella coppia subisce una maturità straordinaria, perché è frutto dell'amore. Allora, per favore, ai vostri adolescenti, se volete parlare dell'amore, sostituite le 3 frasi di prima con le 3 che vi dico io adesso. Primo, è sempre possibile l'amore. Secondo, l'amore si impara, si educa. Terzo, noi non siamo fatti l'uno per l'altra, siamo fatti per l'amore. Amiamoci e diventeremo l'uno per l'altro. Bene, adesso che siamo nel 2024, ultimi 2 lucidi, arriviamo al come educare. La prima roba che dobbiamo fare è pulirci gli occhi. Non si può educare senza gli occhi e il cuore puliti. Faccio l'esempio di una donna straordinaria in un momento di crisi peggiore. Siamo in crisi, ma c'è stato un periodo nella storia dell'umanità peggio di questo. Seconda guerra mondiale, campo di concentramento. Questa donna si chiamava Etty Hillesum, andate a vedere il suo diario. A un certo punto dice a Dio: ma dove sei? Crolla tutto. Come noi oggi ci viene, no, di invocare il Salvatore dalla patria con 65, ci sono 65 guerre nel mondo, 65. Ci sembra che crolli tutto. A volte ti arriva questa roba qua, no? Che vuoi il Salvatore di turno. E lei sente dentro di sé una risposta. Ma se non lo faccio vivere io, Dio, chi lo fa vivere? Se non diamo noi il positivo ai nostri figli, chi lo dà? Il Fedez e la Ferragni di turno hanno sete di luce, sapete. È tutto qui. Luciano Manicardi, ex priore della comunità di Bose, adesso è responsabile, dice: l'epoca che stiamo vivendo è paragonabile alle doglie del parto, oppure come una giornata piena di nuvole. Guardate la trappola dove siamo caduti. Noi siamo diventati esperti a parlare delle doglie, a parlare delle nuvole. Da dove vai? Tutto che crolla, tutto che non va. Io ho 15 anni e voi che mondo mi presentate, che fa schifo, che questo non va. Sapete che cosa vi dico? Io mi drogo e me la godo, ditemi che sbaglio. Invece, Manicardi dice, è arrivato il tempo
di parlare del sole che scioglie le nuvole. È arrivato il tempo di parlare del bambino che sta nascendo. Siamo caduti in una trappola depressiva, con i gurù di turno. Come si fa? Semplice. La realtà non è quella che vediamo, è quella che facciamo esistere. Ricordatevi. Spiego. Ammettiamo che voi non avete mai visto l'organizzatore qua. Non l'avete mai visto, non lo conoscete. E io lo conosco e vi devo parlare di lui, ok? E comincio a farvi di lui l'elenco dei suoi difetti. Che idea vi fate di lui? Negativa, lo trattate male, si crea il circolo vizioso. Ammettiamo invece che io di lui, e sono convinto che ne ha molti, è sempre lui, vi faccio l'elenco dei suoi pregi, è sempre lui. Avete un'idea positiva, è il positivo. Ammalatevi di positivo. Il più grande personaggio dell'educazione era San Giovanni Bosco, che aveva una malattia, ve la dovete beccare tutti. Il positivo, lui aveva i suoi carcerati. Sapete cosa faceva quando andava a trovare i carcerati? Si faceva dire quello che loro sapevano fare. Poi venivano fuori, facevano con loro e smettevano di delinquere. La prima roba, io non voglio più che in nessuna parrocchia, in nessun paese si sputi veleno. Guardiamo il positivo, non siamo più capaci di vederlo. Ma questo lo diceva già Aristotele. A forza di fare una roba, uno diventa capace di fare quella roba lì. Il positivo. Secondo, nel presente. Il presente. Chiedo scusa se mi rivolgo ai credenti. Quando tu vai a confessarti al tuo pretino e gli racconti i tuoi peccati, lui ti assolve e poi vieni via. Giusto, vieni via. Lui abbiamo ancora lo sgarughino dentro. Ma sapete che cosa pensa Dio quando voi venite via? Dio è cieco, sordo, muto e ha un grave problema, Dio. È cotto. Siete mai stati cotti di qualcuno? Quando sei cotto sei scemo. Dio ci vede più belli di prima. Allora scusate, se Dio fa questo con noi, chi siamo noi per trattenere delle piccole ingiustizie che ci hanno fatto? Quanto siamo stolti, questa roba me la lego al dito. Quanto siamo stolti, dimentichiamo qualche ingiustizia che ci ha fatto. E l'ultimo, il sostegno, è il sostegno. Allora chiudiamo col sostegno. Questa slide che io metto, visto che qui è il tema dell'educazione, c'è tutto sto festival qua, questa slide la dovrebbero mettere in tutte le chiese, in tutte le scuole, in tutte le famiglie. Questa non è una slide mia, perché qui ci sono i grandi pedagogisti, Freie, Brunner, Pestalozzi, Agazzi, Korczak, Dolto, Klein, Montessori. Io ho fatto nient'altro che la sintesi dei loro pensieri. Basterebbe viverla per cambiare il mondo, basterebbe viverla. Andiamo via con questi 5 principi, ma questo è anche il Vangelo tradotto in pedagogia, è tutto, ma è l'umanesimo tradotto in pedagogia. Guarda caso l'unica cosa che Gesù si è fatto, l'unico appellativo di Dio era maestro. Primo principio dell'educare, prendere atto dei pensieri dell'altro. Cosa vuol dire? Quando uno sta facendo una roba, prima di intervenire chiedetevi perché sta facendo così, come mai sta facendo questo. Nel secondo c'è tutta la scuola è il secondo. Costruire situazioni dove l'altro possa provare successo e non fallimento. Racconto una piccola esperienza. Sempre a Padova, il mio professore di psicologia evolutiva forse è stato il più grande che abbiamo avuto in Italia. Piaget l'aveva tradotto lui, si chiamava Guido Petter. Lui era di Luino. Allora mi ricordo questa lezione, lui aveva 2 bambini, adesso è morto, aveva 2 bambini piccoli. Va in cattedra. Cari studenti, sapete cosa ho messo nella cameretta dei miei bambini? Ho messo l'acqua, ho messo la sabbia. Aveva costruito una cameretta al servizio dell'infanzia. Sapete che cosa fanno oggi alcuni insegnanti nelle scuole elementari? Non è colpa loro, ma qualcuno bisogna dirlo. Sapete cosa fanno? Usano la penna rossa. Vanno abolite le penne rosse. Che non ci sia più un insegnante in tutta Italia che quando fa una verifica questo insegnante deve avere la garanzia matematica che l'handicappato più grave della classe sappia fare almeno un esercizio, in modo da poter dire hai fatto 10 esercizi, 9 sbagliati ma 1 giusto. In pedagogia si dice lodarlo con pertinenza. Noi non amiamo i bambini così. Pensiamo che debbano obbedire tutte ste balle. Non è stata sufficiente la Montessori che ci ha aperto gli occhi. Terzo, dare senso e controllo della vita, non c'ho tempo. Quarto, essere degni d'affetto, il più importante. È il più importante. Dovete promettermelo questo, non a me, dovete farlo.
non mandate mai a letto i vostri figli senza averli salutati. Mai, mai, mai. Mettiamo che hanno combinato tutti i colori, bene, ti siedi vicino al letto. Caro figlio, oggi non ne posso più di te. Sono stanchissimo, stanchissima, hai sbagliato qua. Ma la parte finale, fate il contrario di quello che vi dice la gente, che non ha luce. E gli dite, ti ho detto tutto quello che pensavo, adesso dormi, sono sicura che domani farai meglio. Sapete cosa pensa vostro figlio? Mica scemo. Pensa che nonostante lui sia stato cattivo, voi gli volete bene. Gli volete bene perché c'è, perché esiste. E l'ultimo, poi chiudiamo. Signori, bisogna sorridere. Non si può educare col muso giù, ma lei è un'anfetamina educare col muso giù. Solo che voi potreste dirmi, ma Ceti, come facciamo a stare su oggi in un mondo che c'è magna, c'è questo da fare, quell'altro, il marito che è peggio, perché i vostri mariti sono mica i vostri mariti, sono il figlio aggiunto, lo sapete meglio di me, tutte. Altro che c'è l'uomo della mia vita, balle. Come facciamo? Bene, chiudiamo con 2 suggerimenti pratici. Il primo, a tutte le donne che sono qua, tutte le donne mi ascoltino. Una sera alla settimana mandate a quel paese tutti. Marito, figli, bal e uscite, andate a fare qualcosa che vi piaccia, tutte. E se la suocera ti dice esci ancora stasera, brucia la suocera, bruciala. Secondo, e chiudiamo, sulla mano chi ha bambini piccoli, siamo alla fine, sulla mano chi ha bambini piccoli. Prendiamo con la sciura là. Quanti figli ha lei, signora? 1, ma ne faccia ancora... Lei c'ha la faccia da dispari, dai 3 in su. Che età ha il suo bambino? Bene, rispondo alla mia domanda. Siamo alla fine. Quante volte mi esce la sera, durante il mese, da sola, con suo marito, senza figli? Senza il figlio? Una se va bene. Adesso i preti che sono qui mi ascoltino. Guardate che io non scherzo, Lo dico con la passione, ma non scherzo, Non so quanto avrò ancora da vivere, ma io quello che dico ci credo profondamente. Concludo con questa esperienza. Io ho avuto una grande fortuna. Io vivo in una città che è Erba, è una città d'Italia, e mi ricordo tanti anni fa che ho fondato, erano 8 sacerdoti e 8 laici, abbiamo fondato il consultorio di Erba, io sono un socio fondatore, e per i primi 4-5 anni ho diretto il consultorio, un consultorio cattolico. Guardate, la prima causa di separazione non sono le balle che vi raccontano. No, vi dico io qual è. Guardate com'è la nostra esperienza. Abbiamo messo su baracca. Quando metti su baracca arrivano i figli. Io sono un psicologo infantile. I figli sono una rivoluzione. Bellissimi, ma pericolosissimi. Pericolosissimi. Tutto il sé femminile diventa il sé materno. E tutti addosso a lui. No. Il secondo suggerimento è questo. Da quando il bambino ha un giorno, appena fa uè, fino a quando avrà 30 anni, 30. E i preti lo devono dire in chiesa questa, 30. 2 volte al mese mandate a quel paese i vostri figli. Ve lo dice uno psicologo infantile. Piazzate la nonna, babysitter, portategli al parroco, fate quello che volete. E il padre deve fare una roba che non ha mai fatto. Io non ho avuto tempo per parlare del... E il padre deve dire una roba a un bambino che non avete mai usato nelle vostre famiglie. Perché siamo stolti, il padre deve dire questa frase al bambino o alla bambina. Io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino ti dirà, ma chi è? Perché noi usiamo sempre la parola mamma va abolita sulla faccia della terra. Il bambino dirà, voglio venire anch'io. Il papà risponderà così, no. Quando diventerai grande, avrai il tuo fidanzato, la tua fidanzata, uscirai con lei e con lui. Sapete cosa prova il bambino? E chiudiamo. Perché se voi lo sapeste, correreste a fare quello che dico io. Abbiamo fatto tutti gli esperimenti. Il bambino prova 3 cose. Primo, 2 volte al mese è abituato a stare senza genitori, che è importante sull'autonomia. Secondo, avete mai visto una bambina di 4 anni o di 5 che con i propri occhi vede che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una dolcezza, una tenerezza, un tempo? Quando diventerà grande tratterà bene il suo uomo perché l'ha visto. Si fa molta più educazione affettiva così che non con tutte le balle che diciamo. Ma soprattutto, e chiudo, il bambino prova la terza cosa. E sono contento di chiudere non con le parole mie, ma con le parole di uno dei più grandi pediatri che abbiamo avuto in Italia.
era docente di puericoltura all'Università di Pavia, si chiamava Marcello Bernardi. Bernardi dice, parole sue non mie, in questa circostanza il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Cioè, dice Bernardi, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta, sapete, è fatta. Grazie. Sono stato ai tempi? Super. Eccoci. Eccoci, allora adesso a Don Andrea Foreste l'arduo compito di prendere la parola con una prima riflessione e anche se desidera una domanda a Ezio Ceti. Beh, acceso tanti fuochi, dicevamo prima stasera, per fare i falò di tutto quello che non va, ma sicuramente ha acceso anche tanti fuochi di riflessione che forse è difficile ricondurre dentro un terreno comune. Ci provo restituendo un po' quello che a me è sembrato interessante come focus anche di lavoro oggi sull'attualità e anche il nostro compito educativo, preti, ma anche catechisti, ma anche insegnanti, ma anche educatori. Mi pare che lei ci abbia invitati stasera a 4 tipologie di esodo, poi magari ognuno può discutere, questa è la mia restituzione, no? 4 tipologie di esodo che potrebbero essere, per esempio, dalla diversità alla responsabilità. Ecco, la diversità forse può essere percepita esattamente come qualcosa che limita la vita delle persone, le guerre ce lo dimostrano, l'educazione affettiva di cui ha parlato lo dice. Ecco, forse questa diversità può essere anche un invito a riscoprire una responsabilità di fronte a questa diversità da custodire e da portare avanti. Mi pare su diversi codici in cui vivere questa responsabilità e a cui educarci a questa responsabilità. Intanto un codice intergenerazionale, lei parlava all'inizio, no? Di anziani che sono demitizzati e di bambini che sono adultizzati. Quindi dentro questo dialogo intergenerazionale, recuperando la sapienza tipica di ogni età, perché anche un bambino come l'anziano, come l'adulto può vivere una sua sapienza, recuperando questo codice intergenerazionale, mi pare viviamo già questo esodo di responsabilità a cui siamo chiamati. Un altro codice potrebbe essere quello maschile-femminile, paterno-materno, di cui ampiamente ha parlato durante questa conferenza, in particolare il recupero, lo diceva lei stesso, della figura del padre. Siamo già negli anni 1960-63, Alexander Mitscherlich e poi Lacan e poi recalcati ultimamente. C'è tutta una serie di riflessioni che, come titolava appunto Alexander Mitscherlich nel 63, andiamo verso una società senza padri, senza quel padre che è Dio, padre, Dio è morto, diceva Nietzsche, no? Quindi interpretava così anche la figura del nostro tempo, ma anche dentro una società che è senza padri, cioè senza punti di riferimento che siano autorevoli in questo. Quindi anche il codice paterno mi pare sia un esodo da recuperare per vivere questa responsabilità. E così allo stesso tempo, di conseguenza, mi verrebbe da dire anche il codice fraterno. Non è stato citato, ma senz'altro Fratelli Tutti, l'enciclica del 2020 di Papa Francesco, ci invita proprio a recuperare questo codice della fraternità, che è una cifra per leggere la diversità dentro la ricomposizione di un'armonia. Proprio nel numero 101-102 di Fratelli Tutti, Papa Francesco parla di passare da una società, cioè da un mondo di soci, dove si sta insieme per interesse, a una comunità dove si sta insieme perché fratelli, e lo dice proprio rispetto all'integrazione di ciò che è diverso, proprio rispetto alla diversità. Lì sullo sfondo di Fratelli Tutti c'è anche la diversità di provenienza, e quindi le migrazioni, eccetera, ma c'è anche una diversità che tutti quanti possiamo sperimentare perché dice della nostra alterità. E poi, da ultimo, questo codice religioso. Lei più volte ha fatto riferimento a Dio, ha citato Dio, la Chiesa, i preti e compagnia cantante, ma proprio anche dentro questa dimensione del religioso, ecco, forse c'è una conversione da compiere, qualche cosa da riconoscere.
lo dico su due principi, quello dei valori alti da recuperare. Tutto ciò che è religioso, diciamo più ampiamente filosofico, fa i conti con quello che è un valore alto che dà senso alla vita e la orienta e le indica un fine, ma anche quel principio di incarnazione di cui lei parlava, mettere i bambini al centro, ciò che Gesù faceva, quindi imparare a parlare il linguaggio dell'altro. Ecco, dentro questi valori alti anche la bassezza di chi sa mettersi a livello dell'altro e non si sente superiore all'altro. Ecco, questo è un primo esodo che possiamo vivere, no? Dalla diversità alla responsabilità. Un secondo esodo è la ricerca della verità, Socrate, a cui lei faceva riferimento, con il desiderio anche di sacrificarsi sull'altare della verità, perché ciò che è vero, ciò che è valido, anche non in senso assoluto, ma ciò che dà senso alla vita, consente anche di sacrificarsi per qualche cosa. Quindi questo è un aspetto educativo su cui possiamo insistere, un esodo da vivere, la ricerca, il dubbio di cui parlava prima, la ricerca della verità. Un altro mi pare un esodo dal binario al molteplice. Lei diceva: hai un brutto carattere, sei buono, sei cattivo, ci permettiamo di dare giudizi sulle persone e valutiamo tutto secondo schemi che sono anche nella Chiesa, anche per quanto riguarda, non so, la missione delle persone che sono divorziate, risposate. Adesso entriamo dentro altri temi, ma non voglio dilungarmi su questo. Valutiamo tutto secondo schemi abbastanza binari, no? Ecco, invece ricomporre la complessità del mondo attuale recuperando la dimensione del molteplice, mi pare anche questa che sia una dimensione fondamentale. E l'ultimo, che ricordo, ma non per completezza, ma perché il tempo va avanti, l'ultimo esodo, dall'altro come fine all'amore come fine. Ecco, lei ci ha detto: no, non siamo fatti per l'altro, per l'altra, non c'è un amore che realizza, soprattutto magari intendendo in modo emotivo soltanto una propria vita, ma c'è un essere fatti per l'amore, ed è questo altro, che è l'amore, che poi dà anche riferimento, senso un po' a tutto quello che possiamo vivere anche nel nostro contesto. Quindi 4 esodi, 4 cammini impegnativi su cui intraprendere un po' delle scelte: la responsabilità della fraternità, della paternità, la ricerca della verità, la complessità del molteplice, l'amore come fine. Ecco, pongo allora una domanda che lascia il tempo che trovi come domanda, perché non è interessante in quanto risposta, ma più che altro come domanda proprio, ma magari lei può aiutarci ad approfondirla. Come possiamo sentirci lodati con pertinenza? Cioè, dentro tutto quello che possiamo sbagliare, cos'è che anche noi possiamo individuare oggi come strategico, essenziale di ciò che facciamo, di ciò che siamo chiamati a fare, per aiutare noi stessi e le persone che educhiamo a vivere questi esodi di libertà? Che bravo. Allora, no, ringrazio perché ha fatto una sintesi perfetta, bravissimo, veramente bravo. Mi viene da dire questo, che un po' raccoglie anche la sua domanda. La cosa più alta che come esseri umani abbiamo è la parola. È la parola. Guarda caso nel Vangelo di San Giovanni, Cristo era la parola. La parola nutre, la parola sostanzia. Noi con le parole possiamo fare le guerre, ricordatevi che le guerre prima si fanno con le parole, poi con le armi, ma con la stessa parola noi possiamo fare miracoli, possiamo entrare in questa complessità qua con la parola. Allora la domanda è: come deve essere la parola? Come possiamo riassumere tutto quello che ci siamo detti con la parola? Provate a pensare, noi parliamo sempre, a scuola, dappertutto. Se noi imparassimo a parlare in modo corretto, pedagogicamente corretto, io sono convinto che faremmo un beneficio enorme al mondo. Bene, noi siamo, anche il cristianesimo, ci ha sempre presentato Dio come un'unica sostanza, è vero? È vero? È arrivato il momento di parlarci anche del 3 di Dio. Perché 3? Dio è un'unica sostanza, ma è 3 persone, sapete, è 3. Io ho avuto la fortuna di poter fare in scienze religiose, studiare gli ortodossi. Loro sono molto più avanti sullo Spirito Santo. Noi come occidentali siamo andati avanti con la cristologia, invece lì la pneumatologia. Bene, il futuro è 3. Il futuro è 3. 3 vuol dire complesso. 3 è anche il modo di parlare. Vi faccio vedere che cosa intendo.
In modo pratico, perché quello che dico deve essere tradotto con la mamma che è lì col cucchiaio che sta girando la minestra. Mettiamo un ragazzo che fa qualcosa che non va bene. Cosa ci diceva una volta? Hai sbagliato, devi fare questo, questo, questo. Non fatelo mai più, mai più, mai più. Oppure fa qualcosa di giusto. Bravo, vai avanti così. No, no, no. Il futuro non è questo. Ogni volta che parlate fra di voi, con i vostri figli, ditevi tutto quello che pensate, purché ci siano sempre 3 concetti. Tutto quello che ci siamo detto, anche il suo, si riassume con 3. E farò l'esempio. Il primo l'empatia, il secondo la realtà, il terzo il sostegno, che è come il linguaggio trinitario, il linguaggio di Dio, fatte le debite proporzioni, perché noi Dio non possiamo neanche pronunciarlo. Qualcosa che non va, non gli si dice hai sbagliato come si faceva una volta. No. Non siamo abituati perché siamo venuti su col 2 noi, tutti, io per primo, ecco perché c'è una rivoluzione. La prima parte è l'empatia. Mi spiace che hai fatto quella roba lì. Questo è il padre. Quando tu pensi al padre, a Dio Padre, tu pensi a qualcuno che è lì vicino a te. Ha fatto qualcosa di bene, sono contento che hai fatto quella roba. È la prima parte. La seconda, la realtà che è il figlio è la luce sulle cose. Hai sbagliato qui, qui, qui. Hai fatto bene questo, questo, questo. Ma quello che conta è la terza, che non facciamo mai, mai, mai. Andrebbe fatto da quando il bambino ha 1 giorno. La terza è il sostegno, è lo Spirito Santo. Sono sicuro che tu saprai cosa fare. Abbiamo fatto un esperimento. Il bambino arriva a casa, mamma oggi ho preso la nota, perché? E lui dice, sai la maestra, è colpa della maestra perché c'erano gli altri bambini che chiacchieravano e doveva dare la nota all'altro bambino, l'ha data a me. La mamma stava a fargli l'interrogatorio, roba da pazzi. La risposta è una sola. Guardate che abbiamo fatto questo esperimento con 10.000 mamme, solo una ha dato la risposta corretta per dirvi che cos'è la parola. Prima parte, l'empatia. Mi spiace che hai preso la nota, perché questo spiace a lui e spiace alla mamma. Seconda parte, la realtà. Solo una mamma su 10.000 ha dato la risposta giusta. Ma vedi figlio, questo è un problema tuo, è sua la classe, è sua l'insegnante, è tuo. Terzo, il sostegno. Qui c'è tutta Montessori e Freire e Brunner. Sono sicuro che tu, il tu va usato, saprai cosa fare, che tu la volta prossima saprai. Il bambino, sia che abbia ragione, sia che abbia torto, ha solo una strada che è il frutto dell'educazione: prendere in mano sé, entrare dentro di sé e prendere sé. Montessori diceva: noi non dobbiamo educare nessuno. Dio non è là. Se lui entra in sé, scopre il tesoro che c'è in sé. Dio inabita in noi. Noi usiamo il 20% delle capacità che abbiamo e il nostro modo di parlare è sempre duale. L'altro che deve rendere conto, no, c'è una ricchezza in noi che è enorme. Ecco, noi non crediamo fino in fondo che quel bambino lì dentro ha lo Spirito Santo che parla, che quel bambino lì dentro ha una realtà più grande di lui che lo trascende. Certo, dobbiamo non deve obbedire a noi, deve abituarsi a entrare in sé e ad avere un rapporto col profondo di sé. Questo è il futuro e scoprirà dentro che c'è dentro tutto. L'altra roba su Papa Francesco. Tu hai parlato del diversità, bellissimo. Guardate cosa fa il mondo. Ha inventato il gender. Il gender che c'ha ragione da una parte, ti dice: ma come? Se siamo così diversi che ci facciamo del male? Pensate al gender. Ma se l'essere maschi e femmine ci si fa del male, allora è meglio toglierlo, no? Il gender dice questo, non c'è più la diversità. E dice che l'educazione sessuale è frutto dipende dall'educazione la sessualità. Anche. Ma il gender si dimentica di dire una roba, che la sessualità è una verità ontologica. Noi non è che noi siamo maschi, già il cervello femminile e maschile si diversa. Solo che noi credenti viviamo così male la diversità che ci ammazziamo. La soluzione non è togliere la diversità, ma vivere fino in fondo e meglio la diversità che abbiamo. Questa diversità creerà conflitto. Spiego, questo è un passaggio enorme. Perché se noi
Papa Francesco stava parlando a delle badesse, a della gente che aveva i conventi. E sapete cosa gli dice? I preti mica lo dicono questo. Sapete cosa dice le badesse? Che se nel loro convento non litigano, non ci si vuol bene. Se in una parrocchia non si litiga, non ci si vuol bene. Se in una scuola non si litiga, se in una famiglia non si litiga. Ma come? Ci ho sempre detto che il litigio era una roba contro. Alt. Se io litigo con lui, vuol dire che lo considero. La cosa più brutta se me ne frego di lui. Solo che Papa Francesco dice, il futuro sarà accarezzare il conflitto. Cioè, dovremo imparare a litigare bene. Adesso siamo nella fase in cui litighiamo male, ci facciamo le guerre. Ma perché litigheremo tanto? Perché saremo tutti mescolati, idee diverse, culture diverse, modi... Ma il litigio non è negativo. Allora bisognerebbe fare una conferenza su come litigare bene. Perché è questo. E Buber dice, questo filosofo dice, quando due litigano bene, fra i due succede un qualcosa che è di più della somma dei due e li autotrascende. Questo è il futuro, altro che togliere la diversità e togliere la difficoltà, è entrarci dentro. Bene, c'è ancora una domanda, se no chiudiamo. C'è ancora una domanda? Sì, allora io ce l'ho il microfono. Ecco. Allora abbiamo prima dei commenti, perché ci sono oltre 250 persone collegate dalle varie piattaforme, quindi ci faceva piacere che lo sapesse anche lei, e salutare e ringraziare queste persone. Alcuni commenti, Rossella dice grazie, interessantissime riflessioni, Regina dice energia pura, Elisa dice grazie dottor Aceti, le sue parole ci illuminano, e poi c'è Assuntina che dice veramente illuminante, grazie infinite, è rivolto a noi, clonate il dottor Aceti. Vabbè. Allora, Claudia dice, ma lei ha parlato dei bambini dai 6 anni che dovrebbero stare con i padri, però i padri di oggi e anche quelli di ieri si fa fatica a vederli. Ci sono i padri per questi bambini? Abbiamo affrontato questo tema anche ieri sera con il dottor Pellai. Sì, io non so come avete invitato Novara? Dovete invitare Novara, quella è una bella zucca Novara. Allora, parliamo del padre, parliamoci chiaro, è fuori dai denti. Le mamme che sono qua sono splendide, sono convinto. Nonostante tutto che io vi mazzoli. Perché? L'avete fatto sulla vostra pelle. Quante volte vi siete sentite fallite, ma sei diventata una brava mamma perché a forza di farlo, a forza di fare una roba, uno diventa capace di fare quella roba lì. Invece qual è il rischio? Che la mamma dice al papà quello che deve fare è una stupidata enorme. Perché è più forte di voi. Quando il vostro marito a 90 anni morirà, gli dovrai dire come deve entrare nella cassa, è più forte di voi, è così. So benissimo. Il padre del futuro non c'è, però parliamoci chiaro, a forza di fare una roba uno diventa capace. Quando il bambino si sveglia di notte è il papà che si deve alzare. Sapete quando si diventa padre? Quando dopo la quarta notte che ti alzi tu hai voglia di sbatterlo giù dalla finestra. Perché? Perché il bambino ti fa diventare capace di un'ansia. Secondo, a scuola non deve più andare la mamma a parlare, è da pazzi. Il padre è la norma, la regola, l'etica, l'autonomia, il futuro. È il padre che ci va. Tutta la scuola deve essere cambiata. Non si può fare l'incontro alle 4 del pomeriggio, quando i padri lavorano, alle 9, 8 e mezza di sera, il padre con i figli. È tutto un'altra cosa. È tutto. Questo manca. La maestra che stabilisce lei quello che il bambino deve fare. Tutto in buona fede, senza colpe. Noi manchiamo, è vero. Terzo, educhiamoci, deve fare una scuola solo per i padri. Quarto, nelle parrocchie. Ma è mai possibile che nelle parrocchie quando fanno catechismo fanno solo la roba religiosa? No! Che in tutte le parrocchie d'Italia, tutte, facciano l'alfabetizzazione genitoriale. Perché? La Chiesa è sempre intervenuta sulle povertà. Quando i primi ospedali li ha fatti la Chiesa, poi è arrivata la società civile. Le prime scuole le ha fatte la Chiesa, sapete, poi è arrivata la società civile. Qual è la crisi di oggi? Non è economica, no, la crisi è educativa. Deve intervenire la Chiesa lì, perché il mondo civile dorme. Mettere al centro, abituare la gente a parlare dell'educazione lì. Qui l'avete fatto un pochino, vi ho detto che avete concentrato tutto, ma è così. E a forza di fare una roba, uno impara a fare quella roba lì. Voi volete risolvere il problema dello stupro aumentando la pena? Non abbiamo capito niente. Io non sono contro. Si risolve il problema dello stupro facendo diventare maturi i bambini maschi che mendicano l'amore, mendicano la maturità. Ma come fa un bambino che sta con la mamma, va alla scuola dell'infanzia, si trova 4 donne, brave finché vuoi,
ha il diritto di avere anche lui qualche educatore maschio o no, altrimenti da grande fa fatica a reggere la separazione. Anche i preti si devono convertire, adesso i seminari non c'è più nessuno, ma una volta erano tutti maschi lì dentro. Nei seminari devono andare le famiglie. Cioè, tutta questa evoluzione, io la vedo positiva, sapete, non la vedo negativa, però siamo in un momento di passaggio epocale, con calma, senza fretta, tanto il Padre Eterno ci porterà avanti. Siamo a posto? Finito. Bene, devo dire l'ultima cosa, posso dire l'ultima? A tutti i collegati, questa la dico sempre, a tutti i collegati, ascoltatemi bene perché è importante. Io ci tengo molto a questo. Nonostante io sia stato molto tagliente, ma noi ce la faremo. Ce la faremo. Sono sicurissimo, per due motivi. Primo, perché proveniamo dal Padre Eterno. Il Padre Eterno, il più grande architetto sulla faccia della terra, ci ha creati per farcela. Ci vorrà tempo, ma ce la faremo. Però oggi, in questo mondo qua così complesso, noi abbiamo un nemico, tutti, anch'io. Il nemico di oggi ha un nome, si chiama scoraggiamento. Scoraggiamento. Quando ci attacca quando sbagliamo. E dato che sbagliamo tutti, io per primo, guardate cosa fa. Oh, tu vuoi essere un bravo prete, un bravo padre, una brava insegnante? Guarda cosa hai combinato. Cioè prende un nostro sbaglio e ci fa vedere come se fossimo tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Se la depressione è la prima malattia è per questo. Bene, cosa fare? Cosa fare? Allora permettetemi, carissimi, di chiudere con una meditazione di una donna. Faccio il suo nome perché è morta, altrimenti non l'avrei mai fatto. Io sono un suo figlio spirituale, non mi vergogno di questo. Si chiamava Chiara Lubick. C'è una meditazione bellissima di Chiara che ci aiuta. Lei aveva un rapporto con Gesù molto bello. A un certo punto gli dice: senti, ti voglio bene, voglio farti un regalo. Ci pensa un po', poi dice: ma il bene che faccio lo fai tu in me, le cose belle che faccio le fai tu in me. Ma senti, c'è qualcosa che c'ho io, mio, che tu non hai e che ti posso dare. Ci pensa, poi sente la risposta: sì, i tuoi sbagli, i tuoi errori, le tue miserie. Carissimi collegati e carissimi che siete qua, ascoltatemi. Guai a voi se non sfruttate lo sbaglio. Non dobbiamo sbagliare, ma dato che sbagliamo tanto, quando sbagliamo ci sentiamo giù. In quel momento, e qui c'è tutta la grandezza di Dio, tutti voi sentirete quando siete giù una voce, una tensione profonda, sottile, perché per essere delle persone, degli educatori, bisogna essere umili. Umili non vuol dire deboli. Che ti dice questa voce: rialzati, ricomincia, chiedi scusa. Ecco, facciamolo tutti. Quando ci rialzeremo, ci sentiremo spaccati in due, perché dici: ma come, sono stato un verme, fino a 5 minuti fa mi sono rialzato. Avremo la sensazione di fare una commedia. Quella è la commedia della vita. E sapete che cosa scopriremo? Che forse educhiamo di più e meglio con le nostre sbagli e fragilità risorte che non con tutte le belle idee che abbiamo in testa. Grazie, auguri e arrivederci a tutti. Chiudi Baracca. Grazie Ezio Ceppi. Allora, grazie mille, grazie. Chiudo Baracca con i ringraziamenti a lei, a Don Andrea Foreste che ci ha raggiunti qui, a tutte le persone che ci hanno seguito da casa in presenza. Vi aspettiamo ancora alle ore 20:30. Ci saranno Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella per un incontro dal titolo La scuola che vorrei quando le cose faticano a cambiare. E quindi con questo vi salutiamo. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a rimanere connessi con noi anche consultando il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie a tutti e buona serata.